Buonasera dottore. Buonasera. Senti, lei mi sembra di Vicenza, cosa dice? Si mangia bene qui? Ah sì, benissimo, si mangia. Faccia un po' l'accento di Vicentino. Ti mangi i gatti, vecchio, ti sta morti. Se non fanno, non mettono a disagio i colombi, i gabbiani. No, non li mettono Non a si sente poi la disagio. coscienza un po'. No, li tengono solo distanti dalle tavole, così la gente riesce a mangiare tranquilla perché non riescono a passare. È un piccolo deterrente, ma noi li abbiamo messi non per Non ha loro, li paura abbiamo che messi per la Vicum vi gente. faccia causa? No, li abbiamo messi per la gente perché la gente si deve divertire, deve venire qui a farsi delle foto e mangiare in compagnia, in una splendida compagnia con i ragazzi dell'Onda. Vi aspettiamo tutti. Allora, premessa, adesso sono 14 anni, c'è Michele che deve fare 3 domande. Prego. Sì, una domanda veloce sulla Romea che per venire Sì. qua ha trovato sentito Due un paio di incidenti, incidenti. Visto che la Romea in questo momento non si può allargare, non si può intervenire in quel senso, sentiamo la richiesta invece di metterla più in sicurezza con dei tabelloni col messaggio variabile o altre... Beh, allargare non è vero che non la si può allargare, dipende dai tratti e dipende dalle progettualità, se ci sono le risorse, insomma, siamo un paese che sta per fare il ponte sullo Stretto di Messina, che è il ponte a campata unica più lungo del mondo. In questi giorni c'è questa sagra piace a tanta gente, qualcuno ovviamente è a disagio perché dice la sagra, tanta gente, le biciclette, eccetera. Secondo te il problema di parcheggiare le biciclette è un problema? All'84esima sagra del pesce di Chioggia al Vecchio Cason, piatti cucinati al momento e serviti al tavolo, garantita la freschezza e l'autenticità in un'esperienza unica. Prenota al 320-272-6612 e assicurati un posto nel nostro accogliente e straordinario stand. Ti aspettiamo! Le attività in spiaggia sono tornate a Sottomarina nel quadro del progetto di turismo sociale inclusivo nel Veneto che si svolgerà fino al 31 agosto. Il progetto, avviato nel 2017, conta sul contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la collaborazione della Regione Veneto, dell'ULSS 3 e il forte coinvolgimento del Comune di Chioggia e degli operatori turistici locali che hanno investito nell'adeguamento delle strutture. L'assessore alle politiche sociali del Comune di Chioggia, Sandro Marangon, ha sottolineato l'importanza di ripartire con iniziative per un turismo veramente inclusivo e sociale, considerando l'attenzione data all'inclusività nella località. Ringrazia quindi l'amministrazione Armelao e gli operatori economici che hanno attrezzato le spiagge per favorirne l'accessibilità. Marangon sottolinea il lavoro svolto fino ad ora e l'impegno ancora necessario per proseguire in questa direzione. Anche Francesca Donà, consigliere delegato alla sanità e rapporti con l'ospedale del Comune di Chioggia, evidenzia come la città si confermi una realtà attenta alle esigenze di tutti, capace di coniugare sensibilità sociale e turismo, promuovendo i valori dello sport e della condivisione. Il programma prevede numerose attività, tra cui il beach tennis, la pet therapy, l'uso del SUP, 3 stabilimenti balneari di Sottomarina, la Storia, lo Stella Maris e lo Zanzibar saranno adattati per consentire alle persone con disabilità di partecipare alle attività proposte. L'iniziativa rappresenta un importante passo avanti verso un turismo più inclusivo e offre opportunità di svago e divertimento per tutti, contribuendo a creare una comunità più inclusiva ed accogliente. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Allora, questa mattina abbiamo l'amico Daniele proprio di fianco, ma non leggiamo non un suo articolo. È azzurro perché probabilmente sta pensando di iscriversi a Forza Italia e fa bene, farebbe molto bene. Allora, aspetta, controllo l'audio se funziona. Sì. Allora, praticamente l'articolo che diciamo mi ha così un po' colpito questa mattina è sul Gazzettino e praticamente respinto illegalmente il Viminale deve risarcire il rifugiato del Pakistan. Praticamente ancora qualche tempo fa un ex militare in fuga dal Pakistan
è stato respinto alla frontiera di Trieste e poi a cascata l'hanno mandato via sia dalla Slovenia che dalla Croazia. Questo poi è rientrato in Italia e siccome lui dice che sfuggiva appunto da persecuzione, cose del genere, e quindi rientrerebbe in quelli in cui possono chiedere invece asilo, e ha fatto causa allo Stato e il Viminale è condannato a pagare 18.200 euro perché il migrante era in fuga dai talebani. Allora, adesso per carità, leggo solo un titolo: riammissione a catena fra Italia, Slovenia, Croazia e Smogna, trattamento inumano. Adesso per carità, sicuramente se il tribunale ha condannato il Viminale a pagare 18.000 euro, per carità, avrà anche ragione, noi non siamo quelli che contestiamo le decisioni dei giudici, però voglio dire, se si presentano 1 milione di persone che vogliono entrare in Italia e hanno diritto e le respingiamo, gli diamo 18.000 euro a ognuno, con tutta la gente che muore di fame, con tutti i problemi che ci sono, francamente mi viene un po' da sorridere. Comunque questa è la notizia e quindi speriamo che le prossime volte il Viminale stia più attento a chi decide di non far entrare. Il comune di Portoviro darà 500 euro alle famiglie che hanno avuto il secondogenito nel 2022. Lo dichiara l'assessore ai servizi sociali Roberto Luppi, il quale annuncia che sono stati destinati 15.000 euro complessivi per le famiglie che hanno avuto un secondo figlio nato nel 2022. L'iniziativa, fa sapere l'assessore ai servizi sociali, è prevista dal programma elettorale con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento del comune e favorire l'inversione della tendenza demografica che negli ultimi 6 anni a Portoviro ha registrato una diminuzione di 1.000 abitanti. Gli interessati potranno presentare domanda per il contributo di 500 euro entro il prossimo 3 agosto, compilando correttamente il modulo richiesto e fornendo la seguente documentazione: la residenza nel comune di Portoviro al momento della richiesta, la nascita del secondo figlio nel corso appunto del 2022, la residenza nel comune di Portoviro del nucleo familiare al momento della nascita del secondo figlio e la presenza di un minore nel nucleo familiare. Per eventuali chiarimenti e informazioni è possibile contattare l'Ufficio Servizi Sociali ai numeri 0426 32 57 54 oppure 0426 32 57 36. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.